Siamo qui oggi perché è stata organizzata dagli alpini di Giavera del Montello la giornata ecologica di pulizia della Tradotta. Sono stati coinvolti i gruppi di Cusignana e di Santiangeli e di Giavera appunto. Il Consorzio Bosco Montello ringrazia per la disponibilità, rimaniamo sempre sorpresi da cosa gli alpini riescono a fare, è veramente un'organizzazione impeccabile. Erano circa una trentina, hanno portato via parecchi rifiuti ed è stata rivissuta l'esperienza che abbiamo avuto qualche mese fa con gli alpini di altri comuni. Sempre nella giornata di oggi, anche a Montebelluna, ringraziamo i ragazzi della Fare Natura Onlus di Natalino Commin, col bioparco, che hanno pulito il tratto della Tradotta a Montebelluna. Qui a Giavera è stato fatto veramente un bel lavoro, infatti i risultati li potete ammirare, sembra veramente un'altra Tradotta rispetto a stamattina. E notizia proprio dell'altro giorno mi ha chiamato l'amministrazione di Nervesa, la prossima settimana verrà confermata la data, ma penso sia il 24 di aprile, anche a Nervesa della Battaglia sarà organizzata una giornata ecologica e il sindaco di Nervesa mi ha detto che probabilmente sarà una tappa fissa, probabilmente ne faranno 3 o 4 giornate, ma aspettiamo notizie più certe. Bene, allora oggi qua a Giavera abbiamo fatto la pulizia della Tradotta, grazie a tutto il gruppo degli alpini, che ringrazio tutti e tre i gruppi di tutto il comune, che hanno fatto questa opera veramente encomiabile, perché pulire non vuol dire solo, fra virgolette, pulire, vuol dire anche insegnare. Vuol dire dare un esempio di tenere pulito il territorio, vuol dire anche che non si gettano via delle immondizie, le immondizie vanno prese, raccolte, portate possibilmente a casa, smaltite dove ci sono i centri di raccolta che sono appositi, e quindi bisogna dare anche questa educazione. Credo che oggi con gli alpini, e quindi ringraziando anche il consorzio a nome mio, ma anche di tutti i sindaci colleghi e del presidente del consorzio, il sindaco di Volpago, che hanno preso questa iniziativa, ma per valorizzare questa storica sede, ex sede ferroviaria, dove è chiaro che l'abbiamo trasformata in un qualcosa che sta prendendo sempre più piede e tra l'altro anche sempre più frequentata, perché ormai ci sono numeri importanti che fanno di questa Tradotta una pista ciclabile molto, molto frequentata. Ecco, quindi è una perla del territorio, ormai sta diventando veramente un bel, grazie a tutti quelli che si stanno adoperando. Questo comunque è stata una bella giornata. Sono stati raccolti abbastanza rifiuti, ma comunque l'importante è averli tolti e averli puliti, e quindi sperando che la prossima volta ne troveremo sicuramente di meno. Ecco, quindi questo è l'augurio che ci si fa e che speriamo sia proprio di insegnamento. Ecco, grazie a tutti, buona giornata, e il sole ci ha dato anche una mano. Ecco.